Il violone nano è ancora conosciuto da tutti i consumatori, penso che la maggior parte dei consumatori lo conosca. È un riso a granello medio, però assolutamente adatto alla preparazione di risotti, perché dà una buona cremosità, una buona consistenza durante la cottura e quindi è moltissimo apprezzato. Addirittura c'è un IGP nel veronese, ma per noi del CREA è importantissimo perché è stato costituito proprio nella nostra sede, che allora si chiamava Stazione Sperimentale di Risicoltura, nel 1925, dal professor San Pietro. Ed è caratteristico perché è stato il primo incrocio effettuato in riso in Italia. La storia è piuttosto interessante. In Italia gli incroci sul grano si facevano già dagli inizi del Novecento, Strampelli aveva incrociato Noè Perriezzi all'inizio del Novecento, ma sul riso si diceva che era impossibile effettuare un incrocio perché c'era un eminente professore dell'Università di Pavia, il professor Farneti, che aveva detto che era impossibile agire sul fiore del riso per poterlo, diciamo, in un certo modo castrare, poiché nel riso ci sono fiori maschili e femminili nello stesso fiore, per cui la fecondazione avviene automaticamente prima che il fiore si apra. Quindi, visto che l'aveva detto questo eminente scienziato, tutti si erano messi il cuore in pace e avevano detto buono, non è possibile farlo. E continuavano a fare miglioramento per selezione da popolazioni locali. Bisogna ricordare che alla fine dell'Ottocento la situazione risicola italiana, inizi Novecento, era disastrosa. Il riso era importato principalmente dall'Oriente, si era aperto il canale di Suez nel 1869, quindi arrivavano i risi dall'Oriente, una cosa ancora attuale, a costi bassissimi perché non dovevano più circumnavigare l'Africa passando da Gibilterra, ma arrivavano da Suez. E poi c'era il brusone, questa malattia che ancora oggi colpisce moltissimo il frumento, una malattia fungina che devastava le campagne. Quindi bisognava fare qualcosa per cercare di migliorare la risicoltura. E questo è bellissimo perché tutte le associazioni del Vercellese, banche, istituzioni di irrigazione, provincia, Novara, perché allora Vercelli era in provincia di Novara, si sono organizzati e hanno creato un fondo per la costituzione dell'istituto che era la stazione di risicoltura. In questa stazione arrivò nel 1922 Giovanni San Pietro, chiamato da Novello Novelli, che ne era il direttore, e Novello Novelli era venuto a sapere che in Oriente comunque gli incroci di riso si facevano, quindi disse manda San Pietro, giovane nuovo arrivato in Oriente in un viaggio, a imparare a vedere cosa succedeva con questa tecnica. San Pietro va, rimane entusiasta del loro, impara a fare questa tecnica, torna e l'anno successivo appronta tutta la sperimentazione per effettuare gli incroci. Ed ecco che grazie all'aiuto di due signorine che lavoravano all'istituto, Maria e Ida, si effettua per la prima volta questo incrocio, cioè si riesce a togliere le antere, quindi la parte maschile, da un fiore non ancora pronto per essere sterilizzato, portando il polline da un altro. In questo caso San Pietro usa il nano vedete è molto basso perché uno dei problemi delle varietà storiche è l'altezza. L'altezza vuol dire che quando sono maturi c'è l'allettamento, tutto raccolto e perdita di produzione. Quindi lui incrocia il vialone, che è questa varietà, vedete piuttosto alta, con il nano, di taglia sicuramente minore. Lo scopo qual è? È quello di abbassare la taglia, mantenendo però la qualità del vialone, che era comunque buona. Ed ecco qua che produce il vialone nano. Quindi nel 1925 l'incrocio, naturalmente c'è da seguire anni per la segregazione dei caratteri per avere la linea pura, e quindi viene poi rilasciato questa varietà che è il nostro vanto, diciamo.